Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video che non so quando uscirà perché io per far uscire video per quanto riguarda gli argomenti di calciomercato aspetto sempre l'ufficialità. Questa cosa è certa da un paio di giorni, io sto registrando il video, oggi è giovedì 20 alle 11:29, pensate un po' come sono messo, non mi ricordo manco che giorno è, vabbè. E non so quando appunto vedrà la luce questo video perché appunto aspetto l'ufficialità e perlomeno dalla parte dei club, cioè non aspetto il 1° settembre che viene depositato il contratto, ovviamente, però aspetto comunque l'ufficialità dei club della cessione e dell'acquisto. Comunque, l'avrete letto dal titolo, l'avrete visto dalla copertina. Oggi parliamo di Ionita. Ionita che dovrebbe essere ceduto al Benevento per una cifra, mi pare, di 1 milione, più o meno. Giusto? Troppo, troppo poco? Faccio tipo Alessandro Borghese in 4 ristoranti. Allora, sulla cifra, sinceramente 1 milione, diciamo che ci sta. Nel senso, io avrei provato a racimolare quel mezzo milione in più per fare 1,5 milioni, ma più o meno stiamo parlando di quella cifra. Perché c'è un problema di fondo, nel senso, non si poteva secondo me racimolare di più da Ionita. Stiamo parlando di un giocatore che nell'ultimo anno in cui è sceso in campo è stato, non dico che ci ha danneggiato, però sicuramente non era quello Ionita che avevamo imparato ad apprezzare a Cagliari. Io l'ho sempre adorato perché non è quel giocatore tecnico, però è quel giocatore che comunque cerca di darti il tutto per tutto. Negli ultimi tempi questa cosa ad Arthur era cominciata a mancare e si vedeva sul campo perché a livello prestazionale stava facendo veramente cagare. Vabbè, molte volte alcuni giocatori sono stati schierati fuori ruolo, non so se questo era anche il caso di Arthur perché non me lo ricordo fuori ruolo sinceramente. Eh, Lui comunque essenzialmente è un centrocampista centrale di contenimento, un incontrista, ecco, questo è Ionita. Quindi la tecnica non sarà mai e non potrà mai essere il suo forte, però comunque poteva dare il suo e l'ha sempre dato, però quest'anno no, quest'anno assolutamente no, non mi è mai piaciuto, l'ho sempre trovato la maggior parte delle volte fuori posto, nel senso non sembrava che non dovesse scendere in campo, cioè che non avesse un senso in mezzo al campo, non mi è mai piaciuto. Quest'anno Ionita è stata una grande delusione e già lo era stato l'anno scorso. E mi dispiace perché comunque gli ho sempre voluto bene, è uno che ha sempre fatto quello che doveva fare, però quest'anno non è andata bene. E già questo comunque giustifica un abbassamento del prezzo, o meglio del valore di mercato. Però 1 milione è ancora più giustificata come giustificato come prezzo se andiamo anche a vedere quello che è successo. Ovviamente tutti sappiamo che c'è stato sto cazzo di coronavirus che ha ammazzato totalmente il mondo del calcio. Questo è un mercato che per i giocatori di, di media bassa levatura sarà al ribasso per forza di cose. Eh, se un giocatore già nell'annata fa male e poi ci si mette di mezzo una pandemia, è normale che il prezzo scendi ancora più giù. Io sinceramente sono contento che se ne vada, ma non per chissà che, è perché ormai, come era successo per Sau, il Cagliari non poteva fare nulla per lui e lui non poteva fare più nulla per Cagliari. L'ultima cosa l'ha fatta contro la Roma.
Stessa cosa vale per Ionita, il Cagliari non poteva fare più niente per lui e lui non poteva fare più niente per il Cagliari. E in questo caso la cessione è l'unica cosa che rimane da fare. A livello umano, ripeto, mi dispiace, però non vedevo altre vie di scampo, nemmeno lasciarlo come panchinaro. Spero che a Benevento possa fare bene e ritroverà appunto Sau e mi auguro con tutto il cuore che possa ritrovarsi, perché alla fine dei conti non stiamo a parlare di una pippa, cioè il giocatore più o meno c'è. Però la cessione era inevitabile, assolutamente inevitabile. Ora bisognerà vedere se il Cagliari prenderà qualcuno al posto di Ionita. Chissà se De Iola rimarrà a Lecce o effettueremo il controriscatto, staremo a vedere. Comunque è un giocatore che per tipo di caratteristiche è da sostituire, perché a partita in corso può essere molto utile. Magari posizionarlo proprio davanti alla difesa, fare praticamente spaccare la squadra, 5 dietro e 5 davanti, no? Metti 4 di difesa e poi uno con le caratteristiche simili a Ionita, anche se vendere Ionita per poi prendere uno che ha le caratteristiche simili è un po' una cazzata. Però col fatto che comunque non era più funzionale al Cagliari, secondo me è giusto cederlo, però è giusto anche rimpiazzarlo, magari con uno un po' più giovane, qualcuno che deve fare esperienza. Comunque un giocatore secondo me con quelle caratteristiche serve, perché a partita in corso può fare la differenza, può fare assolutamente la differenza. E niente ragazzi, questo è il mio pensiero. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!